dal 5 di novembre, cioè dal derby con la Sampdoria. Da allora 3 sconfitte e 5 pareggi, l'ultimo oggi in casa contro il Cittadella. Scoglio smentisce le voci della vigilia e conferma il tunisino Badra al centro della difesa, mentre in avanti, non essendoci alternative, giocano sempre Francioso e Carparelli. 22 minuti e Genoa in vantaggio. Brevi, colpito sul volto dal rinvio di un difensore, segna praticamente senza neanche rendersene conto. 5 minuti dopo l'ex giocatore della Regina sfiora la prima doppietta in campionato, ma Redaelli inizia la sua grande giornata. Niente raddoppio per il Genoa, che incassa invece il pareggio del Cittadella. Sturba si infila bene in area, evitando il fuorigioco e subendo invece il netto fallo di Gabsi. Ci starebbe l'espulsione del tunisino, ma Rizzoli lo grazia mostrandogli solo il giallo e fischiando naturalmente anche il rigore per il Cittadella. Girardello segna l'1-1 portandosi con 11 gol ad una sola lunghezza dal capocannoniere Oliveira. Nella ripresa il Genoa spinge e Francioso dopo 8 minuti sfiora il gol. La traversa aiuta Redaelli mentre Gapsi sulla ribattuta preferisce non rischiare il viso sull'intervento pericoloso di Ottofaro, sciupando un'occasione a porta aperta. Al 33esimo riappare Francioso, ma la sua rovesciata sul cross di Gapsi trova pronto un grande Redaelli. Un minuto dopo il Cittadella rimane in 10 per l'espulsione di Boudouma e la pressione del Genoa diventa soffocante. Al 46esimo l'esperienza di Francioso fa la differenza, contatto con Simeoni e caduta in aria che convince Rizzoli. L'arbitro usa 2 pesi e 2 misure espellendo il giocatore del Cittadella dopo aver ammonito Gapsi nel primo tempo per un fallo analogo. Ciò che conta è però il rigore della possibile vittoria genoana. Lo batte Francioso, ma Redaelli compie l'ennesimo miracolo, regalando un prezioso punto al Cittadella. 1-1 sul campo del Genoa, il servizio. È già passato il 90esimo, si stanno giocando i minuti di recupero. Martuscello perde una palla a centrocampo, Francioso si infila, un difensore lo mette giù, è rigore ineccepibile. Va Francioso sul dischetto, tira forte, Redaelli, bravissimo portiere del Cittadella, dice di no. Finisce così 1-1 la partita che doveva essere del rilancio delle ambizioni del Grifo. In campo la squadra titolare, con i giocatori Scoglio e Onofri che escono alla fine tra i fischi della Nord. Squadra fiacca al Genoa oggi, con solo la corsia di sinistra Malagò Buzayen capace di spingere forte. Un po' fortunato il Cittadella e poi protetto da un grande portiere. Il gol è al 22esimo, quando il gioco langue. Rientra un pallone dal fondo, Brevi e Lesto a mettere dentro. Al 27esimo Gabsi dà ancora Brevi di testa, ma Redaelli respinge. Al 32esimo c'è un episodio dubbio. Gabsi mette giù Sturba e si becca l'ammonizione. Ghirardello va al dischetto del rigore e gela Marassi 1-1. Nel secondo tempo si inizia, è l'8º, con un bellissimo stacco di testa di Francioso su assist di Carparelli. Al 26esimo il Genoa si salva in mischia su un corner battuto dal Cittadella. 30esimo contropiede dei bianchi, musso dal marocchino Boudouma, ma il tiro al volo va alto. 32esimo azione che avrebbe meritato ancora il gol, colpo di testa di Badra, respinge la difesa, rovesciata di Francioso, ancora Redaelli ferma la palla. Poi viene espulso Boudouma per un fallo grave, mentre ci si avvia alla fine tra i fischi della Nord c'è l'episodio del rigore sbagliato come a Bari. Ha ottenuto un ottimo pareggio, 1-1 a Marassi in casa del Genoa, un rigore di Ghirardello ha dato il pareggio, ma l'eroe è stato il portiere di riserva, Redaelli, parate strepitose compreso un rigore nei minuti di recupero. Glerian non è contento, ce l'ha con l'arbitro che ha espulso 2 dei suoi e non avrebbe utilizzato lo stesso metro coi giocatori del Genoa. Sentiamolo. Nel primo tempo il Genoa doveva rimanere in 9, purtroppo in 9 siamo rimasti noi, questa è una cosa che non mi è piaciuta. Adesso i punti cominciano a farsi pesanti e noi dobbiamo lavorare per quello che siamo, ma bisogna anche che guardiamo agli errori che sono stati fatti oggi. Noi prepariamo le partite per poterle giocare bene ed è giusto anche che chi ci viene ad arbitrare dia un occhio di riguardo anche al Cittadella. Oggi il Genoa doveva rimanere in 9 uomini e così non è stato. Però il Cittadella ha giocato bene. Sì, fanno piacere i complimenti, i ragazzi sono impegnati tantissimo, veramente in queste 2 giornate hanno dato il massimo di quello che potevano dare. Ripeto, oggi gli episodi ci hanno penalizzato di molto.